Bella raga, ciao a tutti dal commento veneziano. Francia-Italia, semifinale. Siamo Non collegati servono diretti commenti. dall'Alba Iris, un Giochiamo nuovo e appuntamento vinciamo. al Grande Calcio, Dai, squadre pronte a farci divertire anche oggi. Amici appassionati della dai sport, fioi. con me come sempre c'è Daniele Adani. Siamo alle semifinali, si alza ulteriormente l'asticella. Serve una prestazione perfetta per arrivare all'ultimo Serve atto la di Qatar prestazione. 2022. Subito. Bravi raga. Ci sono Vai Nick. Francia e Nick. Italia. No, Nick, no, Semifinale Nick. che promette Nick deve fare il primo gol, lo farà oggi il primo troppo gol, alta la Nick. posta in palio, quella da far tremare le gambe. Vedremo. Tanti assist, grandi Vorranno anche più azioni, volte gran rischiare per cuore, manca portarsi a solo il casa la gol, Nick. vittoria. La finale te la devi meritare. Ma stai zitto, Dani. Pallone che passa agli avversari. Vai Nick. Vai Nick. Nick. L'ho detto che segna oggi Nick. Del vantaggio. Nick! Trovato il primo gol E si dell'Italia, sveglia anche vantaggio per Nick! conferito E si psicologicamente in sveglia questa anche finale. Nick! Nick Zaniolo! Oba Oba Zaniolo. Replay che dimostra Bel gol, come diventa determinante la deviazione del palo. E così la Toc palla poi parte sotto la esternazzo, rete. gol. Guarda Nick, bellissimo, proprio un gran gol. Bravo Nick. Hanno aperto le marcature con questo gol, 1-0. Dai, prendiamoci la finale. Siamo in forma, siamo forti. Ottima chiusura del difensore. Perché a Cerbi un gol, boh? Ma che cazzo si sa? Ha fatto gol a Cerbi, non mi ricordo neanche. No! Buon recupero. Cerca la distanza. Grande intervento in tuffo del portiere. Dai fioi. Corner in aria. No, mamma mia. Stiamo leggermente La rischiando. Francia ha conquistato un calcio d'angolo. Finito i cori, Italia, Con il Italia. tocco corto. Senza problemi qui il portiere su questa girata. Dai fioi. Bravo. Buono il E pallone ok. filtrato. Sale Insigne. Vai Nick. A botta sicura. Si è svegliato Nick! Sì! Si è svegliato Nick! 2-0. C'è solo una squadra in campo. Calma però. Match che riprende, hanno allungato portandosi sul 2-0. Calma, non è finita. Griezmann. Occhio. Pavard. Contrasto deciso, palla fuori, Dai. sarà rimessa. Sale Griezmann. Guendouzi. Bravi. No. Occhio perché si mette qui sulla traiettoria. Si soffre però, si soffre. Se parlo Fuori il poco ma sono portiere che teso. merita il pallone di Voglio entrare. battere i galletti, transalpini. Sembrava un gatto e questo ha facilitato il suo intervento. Buono il cross per Benzema. Pallone spazzato via bene dalla difesa. Vai Chiesa. Non un mondo Chiesa per c'è. l'Italia finché Chiesa per almeno Nick. livello Nick per di Chiesa. gioco. Vai. Al di là dei numeri, Vai Zaniolo! La mette! Sandro! Tonali! 3-0 signori! L'Italia è devastante oggi. Si riparte con gli azzurri scatenati a +3. Sì, Possono gestire cazzo. la gara. Occhio. No, subito. Ottimo il recupero, riconquista palla. Italia fantasmagorica oggi, eh? Non esiste la Francia. Zaniolo. Mamma mia, corriamo il triplo, corriamo il triplo. Tiro scagliato da troppo lontano per far male. Da lì. Ci sarà un minuto di recupero. Chiesa, ancora per Nick. La Francia non esiste oggi. Chiesa. Tocco intercettato. La France non esiste. Mamma Mette mia. il corner e spinge anche questa. La mette in area. Sventa il pericolo. C'è il tocco per Acerbi. Acerbi. Primi 45 che si chiudono. Grande Italia, solo fare un po' di cambi proprio perché la squadra è stanca.
Zaniolo è finito. Vai. Vai raga, la finale è vicina. La ripresa con gli azzurri che dovranno continuare con lo stesso entusiasmo del primo tempo. Occhio Mbappé, scatenato Mbappé, oi. Non subito. Gol gol. La Francia trova subito il gol del 3-1, calma. Siamo 3-1 e magari non finirà così. Bravo. Ma porca. Ingenuità regala il pallone. Dai, che sarebbe bello vincere gli impossibili proprio con l'Italia. Karim Benzema. Ecco Teo Hernandez. Occhio al No, pallone. no, mamma mia, per un secondo tempo non siamo entrati in campo, eh. Secondo tempo non siamo entrati in campo. Palla respinta. Scamacca, vai Scamacca! Il portiere che sventa il pericolo. Ottimo qui l'intervento. Barella, la meritiamo noi comunque. Che non crea nessun problema al portiere. Ce la meritiamo noi. Rabiot. Ok, bravissimi. C'è spazio per il contropiede. La Francia è sbilanciatissima. Chiesa, la Chiesa al centro del villaggio. Barella. No. Sventa il pericolo. Ecco Rabiot. Merda. Occhio Benzema. Occhio. Mamma mia, fuori. Esce Verratti, entra Locatelli. Vabbè, licenza poetica Pellegrini in fascia. Palla che termina largamente sul fondo. Entra Coman e Chantuan. Non perderla, bravo. Manca ancora un quarto d'ora alla fine. Madonna che azione, il Bera per chiudere, il Bera! Ragazzi, andiamo in finale, ma che prestazione degli azzurri, signori. Non sono certo mancati i gol oggi. Punteggio sul 4-1. Avviene l'1 contro 1. Occhio. Si distende il portiere e salva questa conclusione. Intervento non particolarmente impegnativo, ho avuto tutto il tempo per prepararla questa parata. Corner battuto corto. Occhio ragazzi, Mbappé. Stanca qui. Ma perché ste cagate, mamma mia. L'errore del portiere, lui non ha sbagliato. Risultato adesso sul 4-2. Interrompe il pressing con l'aiuto del portiere. Ancora 3 minuti prima del fischio finale. Veretout può contare sull'aiuto dei propri compagni. Rabiot. Veretout. Benzema e c'è il gol. Non ci credo, 4-3. Stanno cercando una rimonta incredibile. Finisce qua ragazzi, da infarto, ma siamo in finale. Da infarto, ma siamo in finale. Difficile chiedere di più una semifinale, Pier. Ragazzi, finale. Brasile-Italia per la terza volta. Nel 70 perdiamo 4-1, nel 94 ai rigori. Oggi vinciamo noi e diventiamo i pentacampioni anche noi. Vai! Si gioca! È il giorno della finale, sarà soltanto una e si porterà a casa la coppa. La grandissima, la più grande classica del calcio mondiale. Un caloroso saluto agli amici all'ascolto, la Piero Gipardo e Delia Dani, cornice
dice bellissimo. Mamma mia, che tensione! Milioni di spettatori, questo è l'ultimo atto di Qatar 2022. Ci siamo divertiti nelle scorse settimane, ci siamo emozionati e oggi siamo pronti a vivere il fascino di questa attesissima sfida. Mamma mia, Italia-Brasile, è la partita, non c'è niente da Le finali fare. sono sempre partite imprevedibili, Pier. Quella di un mondiale poi rappresenta il culmine, 4 anni di lavoro per inseguire un sogno. Ma di che parliamo? Quella coppa chi non vorrebbe alzarla al cielo? Occhio. E fin qui queste due squadre sono state brave a sbaragliare la concorrenza. Io mi chiedo, riusciranno a mantenere il Dai. sangue freddo e la giusta concentrazione anche oggi? Non è facile, lo scopriremo molto presto. Tonali. Chiesa. Niente da fare, il difensore recupera. Serve lì Zaniolo. Ecco l'11 di partenza nel Brasile. Alisson in porta. Casemiro insieme a Fred come interno di centrocampo. Sentiamo la tensione in maniera incredibile. Vogliamo il quinto titolo, raga, lo vogliamo. Italia che manda in campo questa formazione. Gigio Donnarumma tra i pali. Barella insieme a Verratti nel ruolo di mezzala. In attacco si affidano una sola punta. Federico Chiesa. Bravi, dai. Nick si è svegliato quando serve. 1-0 Nick. Siamo sopra. 1-0. Ed ecco dunque arrivato il primo gol dell'incontro, 1-0. Che tensione, Beppe, che tensione. Fred. Posizione interessante. Lucas Paquetá. Per poco non hanno trovato il gol del pari. Buon tentativo, Pier. Dai, raga. Se continuano così il gol non tarderà ad arrivare. Bello. L'Italia ha trovato la forma massima proprio quando conta. Spina. Occasione interessante. Certo che con la Francia 4-3 abbiamo vinto, salta di culo, raga. Mamma mia. Ma adesso siamo sopra. Tonali, Insigne. Conclusione ribattuta. Attenzione Riconquista Di Lorenzo. sull'attaccare. Insigne. Niente. Zaniolo. Zaniolo! No! Ancora si è mangiato, stiamo dominando. Tentativo da dimenticare e alla svelta. Da lì doveva almeno... Casemiro. Va da Richarlison. Neymar. Occhio. Bravi. Fino all'attacco e recupera il pallone. No, siamo delle pippe obese. Fallo. Pallonetto, vediamo se arriva una sanzione. L'arbitro mostra il cartellino giallo. Yellow Direi che non card. poteva fare altrimenti qui, Pier. Rafinha. Gigio. Facile qui l'intervento del portiere. Per spiegare come mai sono sotto basta dare un'occhiata alle statistiche, Pier. Parlano da sole. Hanno creato davvero poco per sperare di poter ottenere qualcosa di buono in questa partita. Se non migliorano dalla tre quarti in avanti, per loro... No, Richarlison. Sta venendo fuori anche il Brasile. Era un passo dalla rete, doveva fare molto meglio di così. Chiesa. Tonali. Dai, raga. Riconquista palla e fa ripartire l'azione. C'è spazio per andare. Bravi fiori. Ci sarà un minuto di recupero. Vai Nick. Niente. Finisce il primo tempo. Grande Italia, ragazzi, dobbiamo stare attenti. Vai. Si riprende a giocare dopo l'intervallo, grande attesa ovviamente per scoprire quale di queste due squadre salirà sul Attenzione, Verratti. Dice di no, in tuffo. Mamma mia, il L'allenatore della Verde Oro si affida alla panchina. Portiere che non si scompone nemmeno su questa Entra Vini. Come fa a tenere Vinicius in panchina? Rafinha. No, che buco. Possono far male con la ripartenza. No, che brutto buco. Occasione per il contropiede, possono far male. Contropiede che svanisce. Occhio, bravi. No, erroraccio. Vinicius. Servito Richarlison.
Ottimo. Fallo. Passaggio calibrato male, ci sarà la rimessa con le mani. Ci sono i cafeteros e i brasileros. Cafeteros, chiaramente i colombiani. Bellissima. Vai di, vai di, vai di, vai di. Chiesa Non ci ha credo. evitato il gol su questa conclusione a botta sicura. Possono colpire di rimessa. No, Richarlison, gol. Palla in rete, gol che riporta Non la me parità. l'aspettavo, dormita Ora incredibile. resta da decidere. Match che fin qui non ha deluso le aspettative, pronostico Calma. quanto mai incerto dopo questa rete. Hanno pareggiato dunque 1-1. No, perdere ancora in finale col Brasile no, però. Niente. Contrasto vincente e palla recuperata. Merda! Può contare sull'aiuto dei propri compagni. No! Ottimo l'intercetto, adesso un nuovo possesso. Brave. Difesa scoperta. Attenzione Nick, potrebbe essere proprio il momento di Nick. Il momento di Nick. Palla che torna in gioco dopo aver colpito il palo. No. Alisson, ma il pallone No, ancora palo lì. miracolo. La blocca il portiere No, e poi palo tira un sospiro miracolo, di no. Ma il palo gli ha dato una mano, impedendo il pallone di entrare. Non ci Un credo, po' di era il gol fortuna ogni tanto ci vittoria. vuole. Quinta coppa a casa, Dio. Neymar. Vinicius. Sfugge bene alla marcatura. Occhio. Richarlison. Occhio al pallone per il possibile Merda. vantaggio. Ha sprecato tutto da pochi passi. Ha optato per la potenza, la palla non è uscita di molto, ma poteva fare meglio qui. Ecco la sostituzione decisa dal CT brasiliano. Si fa portare via il pallone. Chiudono in avanti, vogliono la vittoria. Dai, 88esimo, ancora si è mangiato Nick. Chiesa. Vediamo come sfruttano il contropiede. Vai, Si supplementari. andrà avanti a giocare per altri 60 secondi. Non sono bastati. Finisce qua. I 90 regolamentari, incredibile. Ci siamo mangiati il gol della victory. Insigne mettiamo Scamacca. Tonali mettiamo Pellegrini. Jorginho. Dai, mettiamo Berardi. Stanco Zaniolo. Vai. Si parte con il primo tempo supplementare, ovviamente con lo spettro dei Dai. rigori. Adesso sono teso, raga, perché veramente se sbagli, se prendiamo gol è finita. No! Apre sul No! No! intercetta il tiro. Si riparte con la rimessa laterale per il Brasile. Occhio a Neymar che può anche passarla. Recuperano il pallone in una zona interessante. Dai, pressiamoli che possiamo battere sto Brasile. Marquinhos. Occhio al tiro che può valere il vantaggio. Mamma mia. Grande intervento in tuffo del portiere. Tiro della bandierina corto. Casemiro. Mamma mia, palo atrocissimo che per il Brasile, 1-1 anche per quanto riguarda i legni. Solo la mira leggermente imprecisa e la sfortuna gli hanno impedito di festeggiare. Il Brasile manda in campo forze fresche. Termina il primo tempo. Vedremo se una delle due squadre riuscirà ad imporsi in questo secondo tempo. Che tensione. Accompagnano l'azione. Niente. Neymar.
Dobbiamo Vinicius. Respinge e allontana il pericolo. Ah! No, ancora i rigori, no, ancora i rigori. Solo quando c'è l'Italia le finali vanno i rigori, purtroppo. Barella. Attacca l'Italia. No, è fuori gioco, coglionazzi. Dice che è fuori gioco, ha interrotto un'occasione interessante. Pressiamoli, pressiamoli. Bravo, vai Bera, vai Bera. Bera, Bera per Scamacca, può essere un eroe. Tira però, tira! Miracolo di Elvis. Dice di no. Recupera senza difficoltà qui il portiere. Poteva essere Scamacca l'eroe, ma c'è il coglione. Ma io Pier sto ancora ripensando a quella parata. Ha tolto letteralmente la palla dalla porta. Doveva tirare prima. La lavagna del quarto uomo indica 1 minuto di recupero. Adesso finisce qui, calci di rigore. Calci di rigore. Vai. Neymario contro Donnarumma. Gigio! Ha calciato a botta sicura, ma non ha fatto i conti col portiere. Gol. Ha tirato senza esitare, rigore perfetto. No. Con il cucchiaio. Che coraggio Pier, molti al posto suo avrebbero cercato solo la potenza. Gol. Pallone in rete. È il suo turno. Donnarumma, che parata! Che parata di Alisson! Ancora Gigio! Ma qui è pronto dal dischetto. Il gol potrebbe dare la vittoria. Ti prego, Barellino. E Barellino ci dà la vittoria! Campioni del mondo! Almeno qui! Il quinto mondiale è nostro! Almeno qui! Almeno qui siamo campioni del mondo, incredibile ragazzi, mamma mia. Sarebbe bello. Sarebbe stato bello vincere i mondiali in Qatar. Ma la Barella, che classe, che uomo. I calci di rigore, lo sappiamo, sono come una ruota della fortuna. Quegli 11 metri Gol strepitoso. gli argentini, quei 12 passi hanno tradito anche campioni affermati in passato. Guardali. Diventa minuscola, non è facile rimanere concentrati. Permettimi però di dedicare un pensiero anche agli sconfitti che hanno lottato fino all'ultimo. La differenza alla fine l'ha fatta la tenuta nervosa. I loro avversari si sono dimostrati più freddi e hanno quindi meritato la coppa. Che bello. E come sempre, nella gioia c'è l'unione. Nella sconfitta, la solitudine. Alzala al cielo, alzala al cielo. Pellegrini. Un successo da condividere con milioni di persone che hanno tifato. Oh, ci portano la coppa a Roma. Campioni del mondo, campioni del mondo, campioni del mondo, campioni del mondo. Torneremo campioni ragazzi, l'unica cosa certa è questa. And we are the champion. We are the champion. Il cielo è azzurro sopra il Qatar. Raga, sotto il comandante veneziano i mondiali impossibili si chiudono con la cosa più bella, vincere proprio con l'Italia. Ciao!